Cari amici di Cussela e Moria, cari amici della Sardegna, in territorio di Mamoiada oggi vi faremo vedere la necropoli di Istevene attraverso un bellissimo sentiero, bellissimo perché comunque anche in una situazione di siccità estrema è ancora suggestivo. Percorrendo questo piccolo sentiero si arriva alla necropoli che annovera almeno 6 sepolture. Siamo in territorio di Mamoiada, ve le facciamo vedere tutte tra pochissimo. Una necropoli davvero bella, davvero intrigante, a cominciare dalla domus numero 1, dalla sepoltura numero 1, che praticamente è stata scavata in longitudinale lungo questo monolito. Vedete un po', io entro qua nella cella e la illumino e potete vedere che è stata proprio scavata in longitudine. Davvero intrigante. Sul granito, quindi abbastanza difficoltoso creare degli spazi in questo tipo di roccia. Andiamo a vedere la numero 2. Prima però di vedere nel dettaglio la numero 2, che reputo la più interessante, vi faccio vedere sia la numero 3, anche questa davvero carina e davvero elegante, ok, e la numero 4 che risulta essere leggermente più in alto. Ok, si sale su, eccola là. Ok, quella è la numero 4 che sembra comunque appena abbozzata. Lasciata la numero 3 e la numero 4 vicinissime, vi ricordo, vicinissime le une dalle altre, la numero 5. Bisogna un po' arrampicarsi nelle rocce. Scusate il controluce, eccola qua. Questa risulta essere la numero 5. Guardate il piccolo padiglione anteriore. Si entra dentro ed è diviso in due vani. Ok, a sinistra e a destra. Qua sicuramente è crollato un po' di soffitto. Vi faccio vedere veloce la numero 6. Dalla 5 si arriva poi alla 6, solo che la 6 purtroppo risulta essere quella più danneggiata ed eccola lì. Proprio spazi davvero angusti, ma già comunque si vede che anche questa faceva parte della necropoli di Istevene. Andiamo a vedere la numero 2 così concludiamo il video. Ed eccola quindi la numero 2, introdotta da un breve ma comunque largo corridoio. Qua immaginatevi che c'era una muratura, ovviamente, parte crollata perché poi si entrava nella anticella. L'anticella caratterizzata dal focolare, chiamiamolo focolare, chiamatelo come volete, ovviamente qua non è che si accendessero i fuochi, o perlomeno non serviva solamente a quello. Guardate che meraviglia poi la rifinitura, sia nella parte superiore ma anche nella parte inferiore. Qua sicuramente alloggiava il chiusino. Sulla sinistra era ricavata una grande stanza e l'ingresso verosimilmente doveva essere questo che sto inquadrando. Quindi anche qua sicuramente sulla destra c'è stato un crollo, ma vi faccio vedere un grandissimo particolare cromatico sulla destra. È chiara la fattura dell'ocra rossa, strepitosa ancora dopo 5.000 anni. E lì una delle cose più intriganti e più importanti di questa numero 2 risulta essere la colonna, che vi faccio vedere, ok, illuminata, e all'apice di questa colonna c'è una protome taurina, strepitosa. Se riesco mi avvicino alla protome così vi faccio vedere i particolari. Ecco, io praticamente sono entrato da lì e vi volevo far vedere il particolare della protome taurina, che in questa inquadratura e con questa angolatura si vede benissimo. Ok, guardate che non sto toccando, perché poi spesso vengo anche incolpato di toccare, ma molte volte vedete sembra che tocchi ma non tocco. Ok, va bene? Allora, da Mamoiada è tutto. Questa necropoli è davvero strepitosa, l'ingresso è libero, il piccolo parco che contiene questa necropoli è davvero ben tenuto, ben curato, e quindi vale la pena venire. Ecco l'ultimo particolare
che concluderà il video, che sono praticamente queste coppelle. Eccole qua. Strepitoso. Dai, un caro saluto da Mamoiada. Ciao a tutti.